Hildegarda e Marietto Veneziano. Seleziona il tuo destino. Unisciti a noi. Unisciti al nostro canale Telegram. Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di due circuiti importanti, visto che c'è stata una grande richiesta per approfondimenti del circuito di Summer e del circuito del Luciferino. Questi circuiti si usano soprattutto per allontanare delle persone che sono state vicine, troppo vicine, e vi hanno influenzato in modo negativo nella vostra vita. Quindi la prima cosa che si fa, si chiede a Pendolino se si possono utilizzare col quadrante radiostatico sì e no questi circuiti. Se il Pendolino vi dà l'ok, nella Bibbia c'è scritta una cosa importante. A me la vendetta, lo diceva Dio, però ogni tanto bisogna togliere anche queste gravanti al Padre Eterno, perché insomma non è che può sempre fare lui. E anche alle forze dell'ordine, non è che per ogni puffetto bisogna correre le forze dell'ordine a disturbarle, questo diceva anche mio papà, cioè ogni tanto una mano lava l'altra, oppure non è che bisogna sempre correre degli avvocati, perché anche loro sono oberati di lavoro, bisogna farli riposare e allora ogni tanto bisogna usare mezzi semplici, gratuiti, no? Perché questo è anche il lavoro di Degar Maretto Veneziano, aiutare le persone a risolvere piccoli problemini. Quindi questo circuito di Samael è che è un arcangelo di Marte, ma è anche un po' un birichino, importante da sapere, e lo useremo per difesa. E poi questo circuito radionico, che è un valorizzatore del luciferino, creato dal Degarma elettroveneziano. Questi sono circuiti che usiamo da anni il Degarma elettroveneziano, ma abbiamo deciso ultimamente di regalarli all'umanità, proprio perché stanno arrivando tempi importanti, tempi da quarta, quinta dose, tempi che insomma bisogna sapersi difendere. E non dico che bisogna sempre togliersi i guanti bianchi, però ogni tanto quando ce l'ho, ce l'ho. E come diceva l'ex presidente della nostra gloriosa nazione, Cossiga, diceva che lui ogni tanto si toglieva qualche sassolino dalle scarpe. Allora, se voi in questo momento avete un po' di sabbietta nelle scarpe, qualche sassolino, un vicino noioso, qualcuno che dà fastidio a un vostro figlio maggiorenne, viceversa, o un problema difficile è che avete già bussato alle forze dell'ordine, ma vi hanno spiegato che non possono intervenire perché la legge non arriva fino lì, anche se avete ragione, allora prendete questo circuito. Prendete il testimone, nome, cognome, date di nascita del soggetto e scrivete sul foglietto di carta, ad esempio, che vi lasci stare, che si allontani la vostra vita e via dicendo. Fatto questo, dovete lasciarlo un mese sopra qua. Prendete anche il pendolino prima. Io ho già fatto delle pillole a riguardo specifico per ogni circuito radionico, e quindi voi, se non siete sicuri, andate a vedere. Prendete questo un mese, poi prendete quest'altro valorizzatore. Qui si parla delle luci luciferiane, però è chiaro che se voi scrivete che questo si deve allontanare dalla vostra vita perché non ne azzecca una neanche per sbaglio, le luci luciferiane prenderanno in carico questo compito e vi aiuteranno ad allontanarlo. Quindi un mese qua e un mese qua. Finito il lavoro dopo un mese perché il corpo eterico si satura, vi ricordo che l'ideale sarebbe seguire anche il periodo lunare, però tralascio questa fase perché dovete andare a vedere le pillole che il decano Medetto Veneziano hanno fatto sulle forze lunari. Detto questo, cosa dovete fare? Dovete lanciare questo messaggio e lo lanciate con una losanghe. Quindi prendete la vostra losanghe e piazzate sopra i testimoni e lasciate lavorare il circuito radionico fino a esaudimento, fino a che non raggiungete il bersaglio, l'obiettivo, finché non raggiungete il vostro desiderio. Quindi prendete, ripeto, questi due circuiti, li attivate nello stesso tempo, così non è che fate un mese uno e un mese l'altro, tutti e due nello stesso mese, dite Pinco Paglio,
non mi stia più vicino, non entri più nella nostra vita, non resti più un'immagine nella mia vita. Non è che quando lo incontro io devo sempre sottostare a sto tizio. Insomma, scrivete quello che volete. L'importante è che fate capire a Summer che non lo volete più in giro nella vostra vita e a Luciferino la stessa identica cosa. E ricordatevi che nella vita c'è scritto, nella Bibbia c'è scritto, a me la vendetta. Adesso non è che dovete diventare i vendicatori della notte, però insomma, qualche volta bisogna togliersi i guanti bianchi. Vi ricordo che il marietto non le fa queste cose, le do solo come istruzioni per l'uso o piccola vademecum. Bene, cari amici, il vostro marietto vi saluta e alla prossima pillola. Grazie.